dal punto di vista psicologico. Molti di noi reagirono a questi insulti, a questi epiteti. Io mi concentrerò nella mia analisi soprattutto sul titolo, poi vi spiegherò perché. Perché invece tutti gli aspetti che riguardano la legislazione carceraria, il carcere, così come oggi, l'ineguale peso fra l'accusa e la difesa nei processi, li lascio per intero a Maria Grazia Caligaris, che con molta più competenza di me ne parlerà. Vi dicevo, io mi concentrerò sul titolo del libro, che, non me ne voglia l'autore, è molto più significativo di quello precedente, del 1996, di cui è una rielaborazione e un arricchimento. Era intitolata, quello del 96, Il passo del disprezzo. Secondo me poco significativo. È invece molto significativo l'attuale titolo, Il marchio del bandito, con un sottotitolo: Voglio riprendere il mio posto nella vita. E insieme questo titolo e il sottotitolo metafora, paradigma e sintesi dell'intero libro. Perché questo poi, di questo parla l'autore. A significare quel marchio, un marchio indelebile, quasi un marchio a fuoco, come si usava col bestiame, che nessuno può cancellare. Nel caso di Annino invece c'è stata una metanoia, in greco, una conversione, un processo di liberazione, lui lo chiama giustamente, per riprendersi la vita. Il marchio del bandito dunque. Ma c'è di peggio. Io per curiosità sono andato a vedermi Wikipedia e ho trovato Annino Mele è un criminale e uno scrittore italiano. Ci mancava solo che Wikipedia scrivesse è un criminale sardo e uno scrittore italiano. Perché in genere quando si tratta, che so io, di bande di sequestri, i sequestratori sono sempre banditi sardi. Quando si tratta di scrittori o di sportivi, di campioni sportivi, sono italiani. Non si capisce bene, anche quando il cognome suggerisce chiaramente l'etnia sarda. Criminale, quindi, marchiato a fuoco. Non c'è peggiore esperienza, scrive Annino Mele, che vivere sotto la cappa di uno stereotipo, di un'etichetta infamante, infamante per sempre. E lui ha vissuto proprio questa etichetta: bandito, sequestratore, delinquente, dicevo Wikipedia, latitante, anche quando ha chiuso con la sua esperienza drammatica del passato. Un passato, ripeto, drammatico fin dall'età di 4 anni, quando in seguito a un fatto di sangue, all'uccisione di 3 persone, furono accusati di questo omicidio il padre, uno zio e un domestico dello zio. Ma io non dirò nient'altro di più rispetto a questo, perché dovreste essere voi a scoprirlo, anche perché il libro di Annino ha anche una dimensione noir, se volete, una specie di giallo, per cui occorre leggerlo con attenzione per seguire tutte le vicende. Quindi un seguito a un maledetto settembre, scrive Annino, del 1955, lui ha proprio 4 anni, succede che finisce la sua infanzia. Quindi in realtà Annino non è mai stato bambino, è già adulto a 4 anni. A proposito del marchio, io vorrei sottolineare alcuni dati brevemente, ma secondo me sono importanti anche per capire il libro. Noi storicamente siamo stati segnati con marchi indelebili
di tutti i tipi, con i peggiori epiteti. Inizia Cicerone, che ci chiama mastrucati latruncoli, non mastrucati latrones, come spesso si dice, non ladri, grossi ladri, ladri di polli, latruncoli, un'offesa ancora maggiore. Poi un altro epiteto, ci chiama afer, negro, i sardi sono negri. Ignoranza abissale di Cicerone che nessun libro si permette di metterla in discussione, di accennare, perché dovrebbe sapere che i sardi non derivano dai Punici e dai Cartaginesi, come lui scrive, ma hanno una civiltà millenaria, autoctona, che non c'entra niente né con i Punici né con i Cartaginesi. Ma a parte questo, ci chiama latruncoli quando lui difende in quell'orazione in cui parla di noi un ladro patentato, Scauro, che aveva imposto ai sardi 3 decime. Una era legale, era la decima che si metteva sempre da parte dei consoli. Una mezzo legale, una decima in caso di guerra, ma la Sardegna è quasi sempre in guerra con i romani. E un'altra decima che riscuote lui personalmente. Per cui